Siamo distrutti dal dolore per la morte di quel povero ragazzo, siamo troppo abbattuti da questa tragedia, non riusciamo a far altro. Ci risponde così, con gentilezza, la signora Yolanda, mamma di Samuel Seno, quando la contattiamo per capire se desideri rivolgere un messaggio all'altra mamma, quella di Davide Pavan, lo studente morto domenica sera a Paese, travolto dall'auto guidata dal 28enne agente della questura di Treviso. Preferisce rimanere in silenzio Yolanda, anche e soprattutto, ci dice, per il rispetto del dolore dei genitori di Davide. C'è un filo che le lega, Yolanda e Barbara, due dolori differenti, profondi, che in qualche modo si cercano, ma allo stesso tempo per pudore, per intima comprensione, rimangono a distanza. Barbara ha voluto il numero di telefono di Yolanda. Non so neanche mai se lo userò, sinceramente. Non la voglio vedere adesso, anche se lei non ha colpa. Entrambe sanno che non sono le parole ora il mezzo più giusto per condividerlo, il dolore. Lo sarebbe forse di più uno sguardo. Yolanda, mamma del giovane poliziotto sotto inchiesta per omicidio stradale, positivo all'alcol test domenica sera con un tasso nel sangue di 1,10 grammi per litro, ha contattato il parroco di Morgano, don Mario Vanin, esprimendogli il desiderio di incontrare i genitori di Davide. La stessa volontà di suo figlio Samuel, ma ora, ha risposto il sacerdote, è troppo presto, perché lo strazio di Barbara e del marito Claudio è inumano. 2 giorni che non dormo e vado sempre in camera sua per vedere se c'è, a dargli i baci, perché gli do sempre tanti baci, alla sera e la mattina prima di andare a lavorare, sempre. 17 anni che gli do baci, mattina e sera, non salto una volta. Adesso vado là e bacio il cuscino che ce l'ha e gli ho detto a mia moglie di non lavare la roba per sentire ancora il suo odore. A Morgano gli amici di Davide stanno organizzando una veglia e un ritrovo al campo sportivo, ma la data rimane da stabilire. Domani sul corpo dello studente del Max Planck verrà eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto l'autopsia, un atto dovuto, disposto dal PM Mara De Donà per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia l'altra sera, quando Samuel ha salutato i compagni del rugby paese mettendosi al volante per rientrare a casa. Nel suo sito la società ha dedicato alla giovanissima vita stroncata un post dal titolo Nel silenzio, la foto di Davide in sella alla sua amata moto e una citazione di Tiziano Terzani, così da unirsi al dolore insopportabile, si legge, della famiglia Pavan.